Terza vittoria consecutiva per la Pro Favara di mister Catalano, che consolida la sua posizione in classifica al secondo posto dietro la Nissa e che fa bene sperare per il proseguo di questo campionato ed il ritorno tra le mura amiche del Broccoleri, dove terminati i lavori di restauro domenica prossima si potrebbe ritornare a giocare. I 3 punti arrivano in terra trapanese contro il Fulgatore, una squadra più ostica del previsto. Una partita che poteva sembrare facile vista l'ultima posizione dei padroni di casa, si è dimostrata invece più difficile del previsto. La Pro Favara ha stentato un po' per entrare in partita e tutto il primo tempo è andato avanti con fasi altalenanti. Il vantaggio è arrivato nella ripresa al 55esimo grazie a un rigore trasformato da Cannavò. Una prestazione che non soddisfa tanto, ma che comunque fa ben sperare, come dicevamo, soprattutto per aver conquistato 3 punti fuori casa. Ma sentiamo. Abbiamo incontrato una squadra che viene da tanti risultati negativi, ha cercato in tutti i modi per metterci in difficoltà, anche se devo dire che abbiamo rischiato quasi poco. Siamo riusciti a fare un primo tempo un po' sottotono, anche se abbiamo avuto le nostre 3-4 situazioni importanti dove potevamo passare il vantaggio e non siamo riusciti a sbloccarla. Poi siamo riusciti a sbloccarla alla seconda parte della gara, dove abbiamo sviluppato, dopo che siamo riusciti a sbloccare la partita sicuramente le cose sono state molto diverse, ed è anche vero che come al solito negli ultimi minuti soffriamo un po' troppo e questa è una cosa che noi dobbiamo un pochino crescere come squadra e cambiare un po' qualche atteggiamento che abbiamo. Vero, siamo partiti un po' più lenti, cercavamo un pochino di sviluppare il gioco, però non trovavamo spazi e questo un pochino ci ha messo un po' in difficoltà. Poi quando riusciamo a ripartire, avere qualche ripartenza importante, specialmente con Luca Filarotta, abbiamo avuto subito un'occasione gol che non abbiamo sfruttato, ne abbiamo avuto altre 2 e non le abbiamo sfruttate al meglio, anche se devo dire che abbiamo anche avuto situazioni su palle inattive e quindi questo così dicendo è andato via anche il primo tempo. La seconda parte della gara i ragazzi veramente sono entrati in campo con un piglio diverso, avevano tanta voglia di sbloccare questa partita e ci siamo riusciti su un calcio di rigore. E poi da lì abbiamo credo gestito abbastanza bene, anche se negli ultimi minuti con quelle palle messe tutte dentro l'area magari si poteva rischiare qualcosa, però i ragazzi devo dire sono stati abbastanza bravi a portare a casa questo risultato positivo. Un passo indietro rispetto a quello che si è visto nelle altre partite e prendiamo solo la vittoria che ci porta dentro i 3 punti, per il resto poi ci penserà il mister a rivedersi e fare rivedere la partita ai suoi calciatori per capire un attimo perché questo passo indietro.